Direi di iniziare. Non ho più sentito la cinzia, però non sento più rumori di sottofondo e quindi credo siamo entrati tutti quanti. Intanto un ringraziamento per essere presenti questa sera. Io sono Enzo Agostini, fiduciario tecnico regionale, però in questo momento lascio la parola al nostro presidente regionale, Cristian Zovico, che ci darà un saluto in questo modo particolare, anche noi nel nostro webinar regionale. Buonasera a tutti e a tutte, grazie Enzo naturalmente, comunque un piacere ritrovarsi in questa maniera del tutto anomala, del tutto particolare ai tempi e alle circostanze. Io ringrazio principalmente il settore tecnico con il quale ci siamo ampiamente confrontati da febbraio in poi per tutte le situazioni e tutte le problematiche. Sono contento che sia partita questa iniziativa molto articolata, molto focalizzata anche su quella che è l'attualità del settore tecnico in tema di argomenti, di scelte e quant'altro. Quello che vi posso dire è che naturalmente siamo in un grande mare, ci sarà un consiglio regionale la prossima settimana convocato un po' d'urgenza perché da Roma ci hanno chiesto di attivare tutta una serie di manovre di bilancio sia sulle variazioni del 2020 sia già di fare le previsioni per il 2021, quindi siamo ampiamente al lavoro sulla parte diciamo gestionale, contabile e per quello che è un po' tutto l'insieme che un bilancio vuol dire. E naturalmente sull'ambito del settore tecnico abbiamo promosso al massimo questa iniziativa, soprattutto allargando anche la possibilità di partecipazione, perché ci eravamo tarati inizialmente sui 100 partecipanti, ma siamo andati ben oltre, quindi abbiamo adeguato anche quello che serviva per ospitare tutti quanti. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che ci siamo anche attivati sin da subito col centro studi, non solo per concordare queste iniziative e incastrarle anche su quello che era il contesto di quello che viene fatto a livello centrale, quindi tutti i seminari che vengono proposti dalla FIDAL, ma anche abbiamo chiesto la possibilità di gestire in forma online anche quello che si può gestire dei corsi istruttore e siamo già stati autorizzati a gestire la parte A e c'è stata comunque data la disponibilità che quello che si può fare a distanza possa essere fatto. Naturalmente non si potrà sostituire attività in campo, però quantomeno insomma si può fare qualcosa. Ecco. Quindi questo per dire come comunque stiamo cercando di lavorare. Il tema adesso, come ovvio, è quando si ricomincerà un po' di più, insomma da alcuni giorni un po' di attività si è potuta riprendere, abbiamo raccomandato a tutti chiaramente la massima prudenza perché poi la responsabilità cade inevitabilmente sui presidenti delle società e su quelli che in particolare poi gestiscono anche gli impianti. L'altro argomento che affronteremo la prossima settimana in Consiglio regionale sarà di cercare di stabilire una data per il settore promozionale in cui sicuramente non si andrà a gareggiare. Penso in particolare al mese di giugno, perché naturalmente gli organizzatori delle gare di giugno stanno chiedendo cosa facciamo e giustamente gli daremo una risposta a breve. È chiaro che l'attività del settore promozionale è quella che in questo momento anche dal punto di vista degli alimenti è ferma, per cui sicuramente insomma, vi posso già anticipare che il mese di giugno insomma, non vedrà attività di gare. Per il resto stiamo aspettando naturalmente quello che succede a livello nazionale per la parte agonistica e siamo al lavoro e naturalmente facciamo il meglio che possiamo fare in questa fase. Adesso, poi stasera più tardi ci sarà un incontro tra il settore tecnico il gruppo giudici coordinati da Mattia Picello per ragionare su queste ipotesi, in modo che poi la prossima settimana, alla volta il lunedì, nel Consiglio regionale che faremo in teleconferenza, saremo in grado di dare almeno questa prima indicazione. Io non posso che ringraziare tutti voi perché il momento è difficile per tutti, però siete tanti numerosi e ringrazio naturalmente tutto il settore tecnico perché sta facendo un'attività assolutamente importante. Quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e naturalmente l'auspicio, come si dice in questi casi, è di potersi rivedere un po' di più sui campi, un po' meno sui computer, però ci adattiamo e almeno
posso dire, insomma, mi sento di affermare che essendo in Veneto dobbiamo anche essere orgogliosi di quello che la nostra regione sta dimostrando nell'affrontare questa emergenza, perché di fatto, insomma, il Veneto è un esempio mondiale di come è stata impostata e gestita la cosa, quindi insomma siamo orgogliosi di essere veneti anche non solo per la nostra atletica. Vi ringrazio, buonasera e buon lavoro. Grazie Presidente, grazie Cristian. Io volevo estendere il ringraziamento anche agli uffici del Comitato regionale, perché mettere in piedi la teleconferenza su Zoom, soprattutto per Cinzia Miotti, sento di dire che è stato un grosso impegno, anche perché, come diceva il Presidente, abbiamo dovuto cambiare, prendere dallo Zoom quello che tutti possono utilizzare a quello professionale con un po' di problematiche, quindi devo proprio ringraziarla. Portate pazienza se ci sarà qualche piccolo intoppo anche come tempi questa sera, ma è la prima volta che ci attiviamo, quindi per tutti un po' una sperimentazione. Vi do delle informazioni tecniche. I corsi, come si diceva prima, saranno riproposti sul canale YouTube Atletica Veneta. Se volete potete iscrivervi, altrimenti potrete entrare tranquillamente. Credo già da domani sia riproposto questo primo incontro. Attualmente sul canale YouTube credo ci sia la festa dell'atletica dell'anno scorso, l'ultima gara che abbiamo fatto quest'anno, e un altro video. Da domani saranno caricati anche questi interventi tecnici. Chi avesse bisogno di chiedere i crediti, sapete che c'è la possibilità di avere i crediti partecipando a 2 incontri, potrà farlo collegandosi, utilizzando la chat e lasciando nome e cognome, perché magari non tutti siete registrati con nome e cognome, lasciando nome e cognome sulla chat verso le 8 meno un quarto, quando rientrerà Cinzia, in modo che possa prendere i vostri nomi e registrarli. Quindi vi chiedo di non farlo adesso, ma di farlo verso le 8 meno un quarto, appunto, o anche addirittura un po' più tardi. Il discorso di silenziare i microfoni ve l'ho già chiesto, poi verranno riattivati nel momento in cui potremo fare le domande. I 2 interventi, quello relativo agli ostacoli, senza ostacoli, e quello relativo ai salti in elevazione senza rete, dureranno circa 35-40 minuti ciascuno. E poi vedremo se ci saranno i tempi per fare le domande, concluso l'intervento sugli ostacoli, fare un primo micro blocco di domande e poi passare agli interventi sui salti, o tenere tutto il gruppo di domande alla fine. Le finalità di questa nostra attività sono quelle di cercare di riprendere. Chiaramente dobbiamo riprendere tutti rispettando le norme, soprattutto quelle del distanziamento sociale, le norme igieniche, tutte le norme specifiche che sono state date nelle linee guida per lo sport e i protocolli che ha dato la FIDAL. E qua ringrazio i dirigenti, che fanno a nome di tutti i tecnici, che si stanno attivando in tutte le società, perché ci sono delle grossissime responsabilità nel gestire il reinizio dell'attività. Ci sono delle responsabilità perché la salute delle persone è assolutamente la cosa principale, ma poi ci sono delle responsabilità dirette anche sui presidenti e sui consigli direttivi, che si trovano ad essere degli imprenditori che devono gestire la sicurezza, oltre che degli utenti, che sono i nostri atleti, anche dei dipendenti che saremo noi tecnici. Quindi non possiamo che ringraziarli per quello che fanno. Del resto dobbiamo dare la possibilità ai giovani, particolarmente in questo momento in cui hanno smesso di fare educazione fisica. Molti sono stati confinati in casa, molti hanno la fortuna di avere dei giardini, alcuni non hanno questa fortuna, quindi con tutta una serie di problematiche legate alla non pratica sportiva, quindi problematiche legate alla salute, problematiche legate un po' anche alla perdita della motivazione, e problematiche legate alla perdita della socialità. Molti ragazzi fanno atletica leggera soprattutto perché si trovano con i loro compagni, quindi noi magari abbiamo cercato di fare qualcosa
con i nostri video che abbiamo mandato. Quasi tutte le società, molti tecnici l'hanno fatto, però manca l'elemento sociale, che è un movimento molto, molto motivante. Cosa possiamo fare noi? Ci troviamo qui, come ha già fatto la FIDAL nazionale, ma con dei temi specifici. Ci troviamo qui per scambiarci delle idee e perché è molto importante, visto che in questo momento ci sono tantissimi video. La FIDAL ne ha fatti tantissimi, tanti molto, molto interessanti, per definire quelli che sono gli obiettivi fondamentali quando si va a riprendere, per fare delle scelte, perché ci si può perdere all'interno di questo mare magnum di proposte. E in questa situazione poi noi dobbiamo anche essere molto attenti a quelle che sono le problematiche relative alla salute dei nostri ragazzi. Quindi magari vi invito, se avete la possibilità, di leggervi le linee guida della Federazione Medica Sportiva Italiana. Sono molto interessanti, e se volete una sintesi vi consiglio di vedere il video della dottoressa Ferrario. Sono solo 12 minuti, in Atletica Viva online, oppure potrete trovarlo facilmente nella pagina principale del sito della FIDAL, nella sezione Run Card. 7 maggio, è un video di 12 minuti e c'è una bella sintesi fatta dalla dottoressa Ferrario, che molti di voi conoscono, relativamente a queste tematiche. L'unica cosa che posso aggiungere, senza far perdere tempo, è che diventa molto importante in questo momento anche avere una buona didattica, soprattutto perché dobbiamo riuscire nei nostri campi di atletica a gestire bene spazi, perché il distanziamento sociale, abbiamo detto prima, è indispensabile anche in campo di atletica, e i tempi. Quindi per quanto riguarda gli spazi va rivalutata qualcosa della vecchia educazione fisica e vecchi ordinativi. Per quanto riguarda i tempi dovremo stare molto attenti, perché questi ci aiuteranno a rendere l'allenamento, oltre che efficace, perché il nostro allenamento può essere efficace, ma deve essere anche efficiente, e l'efficienza è legata al fatto di riuscire a fare le cose nei tempi e dosando le nostre energie. Non è facile, spero che confrontandoci tra di noi possiamo darci delle nuove idee. È importante confrontarci nei contenuti. Noi come Commissione Tecnica Regionale proponiamo alcuni contenuti, però chiaramente voi nei vostri campi li adatterete, e soprattutto ne avrete tanti altri che potranno essere in qualche modo sviluppati con i vostri atleti. Noi cerchiamo di dirvi quelle che secondo noi sono delle cose che sono importanti da fare. Poi chiaramente possono essere fatte delle scelte. Io avrei finito qui, mi dispiace di aver preso questi 10 minuti, e lascerei la parola ora ad Adriano Benedetti, Fabio Ceccato e a Lorenzo Muraro per il primo intervento senza ostacoli. Prego Adriano, Buonasera. Fabio, Lorenzo. Allora, noi siamo coloro che gestiscono un po' il settore ostacoli regionale, io, Lorenzo e Fabio, e abbiamo un po' ricevuto questo incarico da parte di Enzo di trovare delle attività tra il mare magnum, come l'ha definito Enzo Agostini, di 1000 proposte che possiamo trovare su internet, su siti vari, eccetera. Quindi noi abbiamo pensato un po' cosa anche abbiamo fatto con i nostri atleti e perché siamo andati a fare determinate cose anziché altre. La risposta che abbiamo trovato insieme a noi tre è stata quella che poi io ho sintetizzato con la frase che trovate anche nell'invito, cioè fare di necessità virtù. Questo cosa significa? Significa che abbiamo pensato che stando a casa o allenandosi in spazi ristretti o con limitazioni o senza attrezzi, sicuramente una buona parte del nostro programma abituale non siamo in grado di svolgerlo. Cioè non siamo in grado di fare ciò che il nostro programma stilato a novembre e rivisto magari dopo le prime gare indoor ci diceva che cosa avremmo dovuto fare. Quindi manca una parte di programma. Come la compensiamo? È chiaro che se avevamo programmato a fare dei lavori ad altissima intensità di velocità, è difficile in una sala da pranzo o in un giardinetto
riuscire a farla questa cosa, come è difficile fare tecnica ostacoli. Cosa facciamo invece di solito poco per mancanza di tempo? Cioè noi quando andiamo al campo abbiamo da fare una serie di cose che sono, se volete, un corollario, ma che sono fondamentali per l'ostacolista, e sono la mobilità articolare, la propriocettività e la stabilità del busto, cioè quello che gli americani chiamano core stability. Cioè noi queste cose qui, pur sapendo che sono importanti, per necessità, per motivi di tempo, per motivi di voglia dei nostri atleti, perché ci arrivano un po' in ritardo, perché noi vediamo che è necessario fare tecnica perché manca il passaggio dalla seconda, perché manca velocità, facciamo questo, manca forza, tendiamo sempre a trascurarle un po'. In questo periodo il tempo per fare queste cose effettivamente ce l'abbiamo, perché sacrifichiamo altre cose anche senza, non per scelta, ma perché è così e dobbiamo mettercela via. E quindi abbiamo preparato un video che dura circa un quarto d'ora, dove abbiamo buttato dentro moltissimi esercizi, quelli che noi abitualmente facciamo o con i nostri atleti o che facciamo nei raduni regionali. Probabilmente niente di nuovo, sicuramente però è una sintesi, è un modo per ricordare a chi magari li faceva qualche anno fa ma ora non li fa più, perché la noia, perché si cambia, perché uno se li dimentica, oppure per vedere che tra questi 4 esercizi potrei farli tutti e 4, però perdo troppo tempo, vanno bene questi due servono un po' meno. Insomma, abbiamo dato un'indicazione di quali potrebbero essere le esercitazioni che possiamo inserire nei nostri allenamenti limitati dalle normative e dagli spazi. Tutto questo senza attrezzi o con attrezzi che possiamo reperire in casa e che siano individuali, cioè quello che ci è richiesto in questo momento. Quindi io lascerei un attimo, se hanno un commento in più, Fabio e Lorenzo, dopodiché passerei alla visione del video che in alcune situazioni magari vedremo di fermare per poter commentare meglio. Vi chiedo una gentilezza, più per voi, nel momento in cui facciamo partire il video, vi chiederei di staccare anche i vostri video, tanto tutti vedono la mia condivisione dello schermo e quindi non sarà possibile vedervi. A quel punto probabilmente il filmato potreste vederlo un po' più fluido, un pochino meglio tutti quanti, spero. Quindi se Fabio o Lorenzo hanno qualcosa da aggiungere, se no io preparerei il video. Ok, vai, hai detto... Vai. Allora lasciamo lo schermo acceso, solo io, Fabio e Lorenzo e anche con l'audio acceso noi, gli altri staccatelo un attimo e andiamo a vedere questo video che comincia proprio con immagini di un raduno regionale. Partiamo dalla mobilità che è tipica dell'ostacolista, quindi la mobilità delle anche, l'allungamento della parte posteriore della coscia. Che spesso direi che per i maschi è abbastanza deficitaria perché molti errori di attacco della prima sono legati proprio a una scarsa elasticità muscolare della parte posteriore, quindi deve essere curata particolarmente. Tutti questi esercizi sono quelli che abbiamo svolto nei raduni regionali, ma sono quelli fondamentali per la muscolatura dell'ostacolista. Vedremo niente di nuovo in questo, ma semplicemente anche l'idea era quella di dare anche un ordine alle cose. Infatti ormai lo sappiamo tutti che una buona attivazione è la cosa migliore prima di un possibile allenamento anche fuori. E l'ostacolista deve particolarmente lavorare certi tipi di angoli, certi tipi di mobilità che siano anche un attimino più finalizzati al gesto tecnico. Qui vediamo per esempio una serie di 3 esercizi finalizzati alle anche, che nei maschi soprattutto per motivi fisiologici spesso sono più in difficoltà delle donne. Qui abbiamo velocizzato un po' l'immagine perché sennò perdevamo troppo tempo. Tenete conto che va alla velocità esattamente la velocità doppia.
Sì, queste sono tutte posizioni che nel momento in cui vado a lavorare sulla mobilità vanno tenute anche un minuto. Qui è stato addirittura inserito una pallina da tennis per riuscire a lavorare meglio sull'aspetto fasciale e nello specifico qua inserzionale tendineo per andare quindi ad amplificare quello che è l'efficacia dell'esercizio. Ribadisco che è un esercizio che va tenuto anche un minuto perché ci sia l'effetto desiderato. Nello specifico qua invece è un trattamento del gluteo. Giustamente Adriano ha detto che la velocità è stata aumentata, quindi va fatto lento e devo sentire che vado a lavorare sulla pallina per tra virgolette massaggio, in questo caso del gluteo, in tutti gli angoli, sia in circonduzione che in lavoro dinamico. Questo è sempre un lavoro per le anche, sia in estensione di schiena che poi in flessione. Questo invece è più specifico. Vedete, coordinata con il movimento delle braccia, cerchiamo anche di inserirgli la ritmica e sempre più rapidamente. Se vuoi fermare un attimino il video sulla posizione delle braccia, Adriano, per fissare un attimino, perché spesso le braccia vengono un po' trascurate nella preparazione dell'ostacolista. Quindi io mi soffermerei un pochino su esercizi abbastanza specifici per le braccia. Ad esempio, un esercizio molto interessante è guardarsi allo specchio ed eseguire il movimento delle braccia davanti allo specchio, quindi fissare alcune posizioni. Spesso capita spesso che si vedono ragazzini che utilizzano le braccia in modo non idoneo, addirittura alcuni attaccano il primo ostacolo con entrambe le braccia avanti. Ritengo che non sia un metodo adeguato per un giovane per iniziare. Ecco, Lorenzo, volevo anche aggiungere che questo è un buon esercizio per potersi soffermare a guardare i dettagli. Quindi certo, non lo devo utilizzare per magari il riscaldamento, che ne so, qualcosa di diverso, ma lo devo proprio utilizzare soffermandomi a guardare i dettagli, perché sono proprio i dettagli che poi faranno la differenza. Quindi che io abbia un busto più avanti o più inclinato o un movimento in cui si apre il gomito di più rispetto all'altro, deve essere fatto presente, deve essere richiesto la correzione. Qui ovviamente le immagini sono state girate quest'estate e quindi non c'era un problema di vicinanza, però adesso chi potrà riprendere a frequentare il campo, queste esercitazioni fatte alle debite distanze sarà possibile effettuarle mantenendo le distanze giuste, quindi cercate di approfittare di questi momenti in cui c'è un pochino meno mobilità, proprio mobilità in senso di spostarsi in campo, per migliorare invece la mobilità delle anche. Esempio, spesso quando si eseguono esercizi di andature, quando si fa il ritorno camminando, si potrebbe inserire gli esercizi di mobilità e di tecnica delle braccia. Questo è un esercizio per le anche, come vedete, tenendo la caviglia le facilita la chiusura dell'angolo, con il busto, con le braccia in alto invece coinvolge maggiormente la muscolatura del busto, oppure con una bacchetta. Quando porta avanti, vedete, il piede deve essere dietro al ginocchio. I maschi hanno difficoltà a eseguire questo esercizio, infatti spesso alcuni hanno la difficoltà di tenere il piede anteriore perfettamente verticale. Qui è una rullata, si porta in posizione dell'ostacolista, qui è una rullata sul dorso, posizione dell'ostacolista. Per i maschi che hanno difficoltà a tenere questa posizione, un ottimo esercizio è quello di mettersi o in discesa, quindi mi viene in mente la buca delle siepi, e tenere la posizione in discesa, quindi diventa più facile. Qui con dei saltelli si porta in posizione dell'ostacolista. Questo è un esercizio a un po' di forza, quindi ci si deve aiutare con le mani. Allora, Adriano, io mi soffermerei un pochino su questo esercizio perché è un esercizio molto interessante che ecco, Lorenzo, scusa. Deve saperlo fare.
Qui si vede molto bene l'importanza dell'entrata delle anche, quindi l'avanzamento delle anche. Questo è un esercizio molto specifico per l'avanzamento delle anche. Intanto la posizione dell'ostacolo, dobbiamo considerare che va tenuta circa 3 piedi dal muretto e il piede di appoggio deve essere almeno un piede dall'ostacolo, dall'asticella dell'ostacolo. Poi tenete conto che qui l'ho messo per l'ostacolo, con l'ostacolo non è detto che voi avrete gli ostacoli a disposizione subito, però si possono trovare o simularlo senza ostacolo, appoggiati a un muro, quindi si può fare anche a casa in giardino, o comunque Oppure si può utilizzare, utilizzare come delle vediamo dopo, sedie, anche una vedremo sedia. poi. Una sedia. Qui è molto importante, vedete l'allineamento del corpo, quindi l'arto dietro con il busto e l'avanzamento del ginocchio. Questo è un altro esercizio per la seconda e per la prima. Anche qui è molto importante sentire bene l'avanzamento delle anche. L'appoggio, come vedete, l'appoggio del piede è dietro lo schienale della sedia, quindi se io lo uso l'ostacolo deve essere dietro al piano passante per la tavoletta dell'ostacolo, per favorire proprio l'avanzamento delle anche. Qui passiamo a degli esercizi di core stability. Adriano, puoi stoppare un secondo? Tornare un po' indietro. Gli esercizi che abbiamo appena visto, fatti anche sul posto, sono fondamentali per vedere eventualmente alcuni compensi, perché se ho una mancanza di mobilità delle anche, dovuto, che ne so, all'adduttore piuttosto che all'articolazione stessa, riesco a vedere dove va a compensare il corpo e di conseguenza mi dà indicazione, se ho un occhio attento, anche a dove andare a lavorare oltre alla mobilità, per evitare che ci siano poi successivamente anche i compensi. Quindi i lavori sul posto sono importanti adesso in questa fase perché magari lavoriamo a casa, ma saranno importanti anche dopo da continuare in campo di allenamento. Ecco, Anche per adesso insegnare ai passiamo ragazzi al la secondo tenuta argomento, la core stability. Ritengo un elemento fondamentale per i corridori in genere, immagino lo siano altrettanto per i saltatori che hanno delle posizioni aeree da mantenere. Nell'ostacolista lo ritengo fondamentale perché abbiamo un movimento asimmetrico molto veloce, dove il compenso degli arti superiori è importante, dove la stabilità del busto è fondamentale, le rotazioni delle spalle provocano dei danni incredibili in entrata e in uscita dall'ostacolo, e quindi avere questa situazione di core stability ben allenata può aiutare tantissimo il passaggio dell'ostacolo. Ora vedremo una serie di esercitazioni, dalle più semplici anche, perché a volte noi andiamo in cerca delle cose più complicate, però invece bastano anche le cose semplici, se fatte nelle dovute maniere, col numero di ripetizioni sufficienti, può diventare una parte e del riscaldamento e anche una parte fondamentale per creare un condizionamento importante nella parte del busto. Vedete qui creiamo delle situazioni asimmetriche alzando una gamba e cercando di mantenere il corpo dritto senza andare in rotazioni col bacino. Quando va in rotazione col bacino è il momento di abbassare un po' il piede. Sbloccaggi della caviglia, mantenendo le posture. Situazioni laterali, proprio per chiusure e aperture del busto, che sono poi anche importanti nel momento in cui si va a oltrepassare un ostacolo. Sì, ripeto, alcune indicazioni per rispolverare alcuni esercizi, per dire posso fare questo, tra 10 scelgo questo. Credo che molti di voi potrebbero metterne dentro tanti altri di simili o così, però chiaramente il tempo è poco e le indicazioni devono essere un po' più mirate. Importante capire se sono adatti al ragazzo che ho di fronte, quindi non tutto è possibile fargli fare, ma devo scegliere le cose adatte ai livelli di forza e di tenuta che ha l'atleta.
anche la famosa barchetta che vedo fare spesso dai ginnasti della ginnastica artistica, vedete, a seconda della capacità della muscolatura, le braccia saranno lunghe i fianchi o distese. Qui abbiamo un altro esercizio per gli addominali, pescato da qualche raduno di qualche anno fa del team Junior Veneto. Vediamo un velocista in fondo, una multiplista in mezzo. Qui abbiamo altre situazioni di rotazioni, l'entrata del ginocchio, e qui con la gamba a ostacolo viene richiamata. Quindi situazioni di stabilità del bacino e del busto, anche simulando i movimenti che sono propri del passaggio d'ostacolo. Questi sono tutti esercizi che farli male è semplicissimo, ma farli bene è difficilissimo. Ed è anche il motivo per cui bisognerebbe sapere quali sono i muscoli che andrebbero coinvolti e farli percepire attraverso delle strategie o tattili o proprio di richiesta di sensibilizzazione, cioè di cosa sentono quando fanno l'esercizio. Proprio perché il lavoro di core stability spesso e volentieri è finalizzato a un grosso lavoro di tenuta del core. Quindi di fatto stiamo parlando dell'addominale, ma in particolare del trasverso e degli obliqui. E non è semplice prima attivare, ma soprattutto anche percepire l'attivazione, perché troppo spesso vengono coadiuvati dall'intervento di altri grossi gruppi muscolari che ti fa fare l'esercizio, ti fa fare il gesto tecnico, ma non raggiungi quell'obiettivo con una percentuale tale che raggiungeresti con un'attivazione corretta dei muscoli del corpo. Bene, ora passiamo alla terza fase, che è quella della propriocettività e delle posture. Flesso estensione del piede. Il piede è un elemento fondamentale negli ostacoli. Sapete che si corre molto di piede tra gli ostacoli e meno di coscia rispetto agli sprinter. Quindi rendere abile, forte e sensibile il piede è una indicazione che bisogna dare ai nostri ragazzi sempre. Ecco, vedete anche qui ho velocizzato le immagini, siamo sempre a velocità doppia. Qua è un trattamento in particolare della fascia e volevo anche far ricordare e notare che i più recenti studi insomma dicono che spesso e volentieri le tendinopatie oltre che per un sovrauso magari possono essere legate alla mancanza della mobilità delle articolazioni di vicino. Quindi lavorare sulla mobilità spesso, però sempre troppo spesso ci lavoriamo poco, vuol dire prevenire infortuni specialmente legati alle tendinopatie. Questo è un lavoro di propiocezione che può essere proprio legato a chi ha più fantasia. Si lavora dapprima sempre a occhi aperti, perché a occhi aperti risulta più facile. Occhi chiusi rilego l'aspetto propriocettivo esclusivamente, quasi esclusivamente ai sensori del piede, per capirsi. Quindi prima lavoro sempre a occhi aperti e mi posso sbizzarrire con posizioni statiche o posizioni dinamiche con l'intervento di movimenti sia della gamba, dell'arto libero che eventualmente delle braccia. Poi posso passare sull'avampiede per andare ad aumentare la difficoltà o su pedane instabili. Se siamo a casa, la pedana instabile è facile anche da costruire perché posso prendere un pallone molto sgonfio e ci metto sopra una tavola. Quindi si può creare anche a casa. In questo caso Riccardo ha gli occhi chiusi, quindi vediamo come aumenta la difficoltà, non riusciva a stare in equilibrio. Qui sta simulando un'onda, sempre su posizione stabile. Ecco, sono comunque esercizi molto, con richiesta molto tecnica, quindi partire sempre prima da qualcosa di più semplice, quando si è acquisito quella capacità poi eventualmente progredire.
Non bisogna pensare di inventarsi chissà cosa, ma bisogna pensare di invece far bene quei 2 o 3 esercizi in modo tale da acquistare sicurezza e padronanza del gesto. Ecco, qui è un esempio, sotto c'era un pallone sgonfio e sopra la tavola. Sempre esercizi di Come stabilizzazione e vedete, questo è il riattivazione di pallone da muscoli. pallavolo sgonfio, mentre se andiamo un po' più avanti vedremo che questa situazione si è modificata con un cuscinetto da casa. Cioè abbiamo modificato la superficie su quale appoggia il piede con dei cuscinetti per creare una maggiore instabilità e una necessità di correggere continuamente la posizione del piede. Qui si può passare dalla parte anteriore alla parte posteriore del piede, quindi dal tallone e l'avampiede, oppure rimanere sull'avampiede e quindi cercare sempre di mantenere la massima stabilità. Qui però una supinazione del piede, vedete, caricando maggiormente le 4 dita esterne oppure l'alluce. Qui vado a caricare, spostando il peso del corpo maggiormente, l'alluce oppure le 4 dita, oppure spostare il peso dall'alluce alle 4 dita. Qui tengo il carico anteriormente, eseguo un movimento di corsa e quindi ricercando sempre la massima stabilità. Qui vado con il piede pronato e il piede supinato, mi porto dal tallone all'avampiede per sentire bene gli spostamenti del carico. Qui vado a attivare il flessore dell'alluce, il flessore delle dita. Porto il peso dall'alluce alle 4 dita esterne e quindi vado a mobilizzarle. Ecco, qui vediamo, vediamo come gli esercizi, che sono delle deambulazioni, ma si possono fare stando anche in spazi molto stretti, sono fatte qui su un gradino, su una trave, su qualcosa, in modo da creare situazioni di equilibrio difficoltose. Qui siamo su un murettino largo 6-7 cm, qui a seguirlo correttamente sia in avanti che indietro e andare sempre in appoggio sotto le anche, cioè sotto il baricentro. Quindi la difficoltà è proprio andare ad appoggiare il piede o tutta la pianta del piede o meglio l'avampiede sotto il baricentro. Qui sto emulando un'azione di primo ostacolo, di passaggio dell'ostacolo. Quindi vedete, questi sono di fatto esercizi sul posto. Dopo ci saranno anche qualche andatura vista sulla sabbia che è fatta in avanzamento, ma che si può eseguire comunque stando sul posto. In cui eseguo l'esercizio, poi mi devo fermare per trovare la stabilità. Vedete, imito l'azione e mi devo fermare per trovare una situazione di stabilità. Qui skip destro-sinistro e poi mi fermo. Oppure skip destro-sinistro, destro e mi fermo. La stessa cosa è quello che abbiamo fatto anche a Longarone con i ragazzini, in cui vado a eseguire esercizi sull'erba per attivare maggiormente i muscoli del piede e della caviglia. Questo esercizio che voi vedete in avanzamento, perché chiaramente non è che abbiamo potuto filmare tutto in questi giorni, eravamo ognuno a casa propria e quindi abbiamo ripescato un po' anche immagini di repertorio, diciamo. Però questo stesso esercizio si può fare stando sul posto ed è molto utile, vedete, con l'idea di prendersi il ginocchio e portarlo al petto, ovviamente senza abbassare le spalle. E anche prendendo il ginocchio si può notare che alcuni hanno difficoltà a tenere l'angolo chiuso, quindi l'angolo della prima, che diventa la prima del passaggio, aperta. Qui ci sono esercizi di tenuta fondamentali per l'ostacolista, perché l'ostacolista nel momento che appoggia a terra il piede deve essere perfettamente in tenuta. Se voi guardate l'ultimo a sinistra, che è un cadetto e quindi ha tutto il diritto di fare 1000 errori perché è giovane e deve imparare tanto, se voi vedete la gamba a terra è completamente piegata quando atterra. Sarebbe meglio una tenuta lì, ma adesso ne parliamo nella prossima immagine.
Ecco, qui io mi faccio il fermo immagine, lei è brava che stava ferma lo stesso, ma io preferisco fermarmi un attimo. Ritengo questa situazione una cosa molto molto importante e per chi deve gareggiare negli ostacoli la ritengo una cosa fondamentale, cioè quella di fare anche degli esercizi di tenuta in questa posizione con il tallone sollevato. Questo è esattamente l'arrivo giù dall'ostacolo. Ora, la fisiologia, gli studi ci insegnano che sviluppare forza isometrica allena il muscolo solo su quell'angolo. Cioè, se io lavoro col ginocchio a 90 gradi per le cosce, sviluppo forza quando l'angolo al ginocchio è a 90 gradi e non molta quando invece abbiamo angoli più aperti o più chiusi. Quando noi scendiamo da un ostacolo, l'idea sarebbe quella di avere una gamba in questo modo, bella tesa, dritta, in tenuta, e il polpaccio che non cede. Ora, messi in questa posizione, facciamo degli esercizi di isometria e quindi sviluppiamo forza sui gruppi muscolari che dovranno lavorare giù da un ostacolo e dovranno lavorare con queste angolazioni. Quindi questa cosa diventa un elemento molto, molto importante. Si può usare anche dei palloni o delle palle mediche, sovraccarichi, ma sovraccarico può essere anche 2 bottiglie d'acqua da 2 litri, può essere il manico della scopa. Qui col movimento delle braccia che crea maggiore instabilità, quindi in forma dinamica. Sempre, attenzione a non perdere. Questo discorso di prima, vedete, avampiede sollevato e il movimento, e facciamo un lavoro isometrico sul polpaccio. Quello stesso lavoro che dovrà fare. Qui l'esercizio è lo stesso che faceva prima l'atleta Muraro, che abbiamo visto, però lo facciamo con un elastico attaccato dietro. Ordinare un elastico su Amazon ci arriva in una giornata, basta scegliere le tensioni giuste, lo attacchiamo, si parte, e quindi stando sul posto con niente possiamo fare degli esercizi che sono impegnativi e di potenziamento lo stesso. Mi permette di seguire certe posizioni con le anche avanti, come vedete. Anche questo atleta che è molto forte muscolarmente ha delle difficoltà poi a tenere le posture. E il movimento dell'ostacolo con i 3 appoggi tipici della ritmica degli ostacoli. Ta 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 e via. Altro esercizietto che si può fare in casa. L'esercizio è lo stesso di prima, fatto sulla sabbia. La sabbia in teoria nei campi di atletica sembra non si potrà usare per il momento, se non con particolari attenzioni, però se poi andiamo in spiaggia... Sì, no, infatti. Sempre facendoli sul posto, anche questi esercizi hanno la stessa utilità. Ricercando sempre l'appoggio sotto le anche, perché se non si ha l'appoggio sotto le anche si va a frenare. Bene, adesso io direi che se volete fare delle domande, sono le 7:20, potremmo fare una decina di minuti per le domande, se ce ne sono, e poi potremo partire con l'argomento salti. Sì, Adriano, grazie. Intanto volevo farvi i complimenti perché si parlava di didattica efficace, è stata sicuramente una didattica efficace, ma soprattutto efficiente, perché in mezz'ora siete riusciti a condensare una serie di obiettivi e con i contenuti per raggiungere gli obiettivi. Mi è saltato il video adesso. Noi ti vediamo. Ecco, io non vi vedo, però parlo. Allora, dicevo, siete riusciti a condensare tutta una serie di obiettivi, sia di tipo condizionale, sia di tipo tecnico, e tantissimi contenuti. E quindi i miei complimenti. Io ho scritto adesso mi è saltato un'altra volta, spero mi vediate, mi sentiate, poi magari lascio a te, Adriano. Avevo scritto in chat che se qualcuno voleva prenotarsi per qualche domanda poteva assolutamente farlo. Non ho visto prenotazioni, però girando tra di voi ho visto che c'è il professor Chemello che è collegato, e quindi magari se volesse
intervenire, ci farebbe sicuramente, credo, piacere. Cosa dite, Adriano, Fabio? Renzo Chemello è il maestro, credo, di noi tutti ostacolisti e tecnici degli ostacoli veneti, quindi da lui ci aspettiamo sempre il massimo, perché è quello che ha insegnato il mestiere a tutti. Sicuramente. Renzo, se vuoi intervenire, io non vi vedo più, non so come mai, adesso provo a riattivare. Ecco qua, adesso finalmente vi rivedo. Allora, se c'è Renzo, altrimenti vedo una domanda. No, da Johnny Schievenin ci ringrazia. Video molto, molto indicativi. Renzo, c'è ancora? Renzo Chemello? Sì, buonasera a tutti. Oh, grazie Renzo. Io sono molto contento che voi abbiate fatto un filmato. Ciao boss. Che sicuramente, ciao a tutti, riassumete il meglio dell'atletica del nord-est, a mio parere, per quanto riguarda gli ostacoli, anche perché purtroppo in questi giorni, ma no, direi che la federazione ha tentato di fare qualcosa di interessante anche per i tecnici. Io sono stato anche ad ascoltare e ho visto anche parecchi filmati. Intanto devo complimentarmi perché avete riassunto sintetizzato, diciamo, i concetti essenziali e avete messo gli esercizi più semplici e non complicati che possono fare tutti, anche dai ragazzini fino agli evoluti. E devo dire che questo filmato, ma sinceramente, è migliore di tutti quelli che ho visto in giro in questi ultimi tempi. Perché tutti si sono dilettati nel proporre degli esercizi, delle esercitazioni, però pochi sono riusciti a farli semplici, fattibili da tutti e spiegati, poi li avete spiegati molto bene, per cui mi complimento, posso altro che complimentarmi con voi. Vorrei che questa attività forse venisse portata avanti. Nel passato non siamo riusciti, o almeno io non sono riuscito quando ero nel settore, a portare avanti determinate attività. Forse sarebbe opportuno, visto la difficoltà anche di incontrarsi, a parte il Covid-19 che è un frangente che speriamo venga superato, è quello di fare più cose interessanti magari in video, visto che abbiamo imparato tutti, e farne spesso, anche addirittura con degli allievi e trovare anche suggerimenti per correggere determinati errori o posizioni, senza trovarsi spesso a fare dei raduni in cui si vuole fare tutto e poi riusciamo forse a inquadrare un attimino, magari prima delle gare, ma fare spesso degli interventi che possano essere, diciamo, di aiuto per i tecnici. La difficoltà grossa è proprio quella di colloquiare senza, scendendo anche, diciamo, dal nostro scranno, perché e metterci nelle condizioni di ragionare cosa dovrebbe fare un tecnico di base o un tecnico che ha un ragazzino un peletto più evoluto e correggere e dare dei suggerimenti, oppure scambiarci delle idee come si sta facendo. Vi ringrazio di questo filmato che già mi ero complimentato con Lorenzo e anche con Adriano. Non ho potuto farlo con Fabio perché magari non ci si sente, non ci si vede, però con loro due ho detto che era un filmato ben fatto e che sicuramente è migliore di molti filmati che ho visto in giro, anzi forse il migliore in assoluto. Grazie a voi. Grazie Renzo. Ora, grazie Renzo, sei sempre parte del nostro gruppo assolutamente. Vedo una domanda
però deve essere purtroppo anche l'ultima. Poi ricordo a tutti che avremo la possibilità di fare domande alla conclusione del secondo intervento e nello stesso tempo, anzi successivamente, non nello stesso tempo, ci vedremo sabato 23 dove avremo un'ora e mezza in cui potremo effettivamente dialogare, cioè non ci sarà un conduttore, ma il filo dell'attività sarà legato proprio al dialogo tra noi tecnici. Infatti abbiamo dato il titolo Tutti insieme come sempre, perché se c'è qualcosa che in Veneto abbiamo cercato di fare è quello di poterci confrontare e di far entrare nel gruppo o durante i raduni o durante gli aggiornamenti, terminando e ricominciando, tutti quanti. Volevo dei suggerimenti, vedo da Johnny Schievenin, per il rientro in campo, ora che torniamo dopo 2 mesi con lavori come da voi proposti, non avendo prospettive a breve tempo e con obiettivi a lungo termine. Non so se voglia rispondere Adriano, perché poi credo che Adriano abbia un consiglio di classe, quindi abbia veramente un paio di minuti. Quindi mi pare che la domanda sia: fatto tutto questo, se è stato fatto, perché credo che alcuni non abbiano potuto fare tutto quello che è stato proposto, cosa faresti successivamente? E forse ci vorrebbero altri 3/4 d'ora, Adriano. Prego. Allora, io risponderò molto velocemente all'amico Johnny, intanto, e premetto che tra un po' io dovrò lasciarvi. Se magari il consiglio di classe finisce prima perché è già iniziato, io ho avuto l'autorizzazione di entrare più tardi e poi magari finisco prima o vengo via prima e torno da voi. Comunque, per il momento intanto rispondo a questa domanda e poi Lorenzo e Fabio potranno implementarla con i loro suggerimenti. Io mi sento di dire che chi è riuscito a fare qualcosa di quello che abbiamo esposto ha già fatto un buon lavoro, sicuramente. Nel momento in cui potete riprendere gli allenamenti abbastanza vicini a ciò che si dovrebbe fare, io il consiglio che do è quello di pensare che il vostro atleta stia ripartendo dopo un infortunio non grave, cioè impostarlo su delle intensità che non siano al top. È vero, ha lavorato meno, è fresco, è brillante, però a livello neurologico, a livello muscolare e a livello psicologico non può essere assolutamente al top. Quindi se voi ritenete che la vostra allieva che fa gli ostacoli sia in grado di correre 7,7 sui 60 massimale in questo momento, fatela correre 7,9 e continuate un po' il lavoro invece sulle altre qualità. Sicuramente riprendere qualche lavoro di forza per la categoria allievi junior, in particolare per le ragazze, anche se qui i problemi si fanno perché non è possibile utilizzare facilmente bilancieri e cose di questo genere. Quindi lavori prevalentemente a carico naturale e quindi dove è più possibile svolgerli, mantenendo le distanze, eccetera. Però i singoli allenamenti è difficile dirli perché ognuno ha le sue peculiarità, il suo programma. Io mi sento di dire, immaginate di ripartire con un atleta che ha avuto un piccolo infortunio. Sta bene, ma non potete rischiarlo nelle prime 2-3 settimane di lavoro. Dopodiché, in base anche agli obiettivi, se questo atleta potrà gareggiare, pensate di farlo gareggiare tra agosto e settembre, se sarà possibile gareggiare, si può iniziare a inserire dei lavori più importanti anche dal punto di vista condizionale. Ultima cosa, poi lascio se devono integrare Lorenzo, Fabio o eventualmente anche Renzo Chemello. In questo momento, dove c'è una certa freschezza comunque muscolare, comincerei a lavorare con la tecnica, magari facilitata all'inizio. Siamo lontani dalle gare, se usiamo un ostacolo un po' più basso magari per velocizzare l'azione non creiamo dei problemi che poi non riescono più a salire, non prendono le misure. Cioè lavorare sull'aspetto tecnico del passaggio dell'ostacolo in modo importante, perché in questo momento è un lavoro che a livello muscolare stresserebbe meno,
se lo facciamo con le intensità giuste, ma ci permette di apprendere dei gesti tecnici che dovremo poi ripetere con delle intensità elevatissime. Non avendo scadenze vicine, secondo me questa potrebbe essere una chiave per colmare delle lacune che magari abbiamo pregresse e siamo in grado in questo momento di poter chiudere. Se gli altri vogliono aggiungere qualcosa. Assolutamente condivido, Adriano, quindi progressività nei lavori e intensità inizialmente, intensità basse, per poi piano piano aumentare progressivamente l'intensità. Ricordando che i ragazzi hanno sempre lavorato, se sono riusciti a lavorare con angoli chiusi, perché magari hanno fatto lavori su un giardino di 10 metri o piuttosto che dentro una sala di casa, quindi lavori di estensione come potrebbero essere balzi o come potrebbe essere una corsa molto aperta, stare un po' più in là dopo un'attivazione, insomma, perché potrebbe essere rischioso. Ecco. Bene. Benissimo. Allora, grazie. Chiuderei questa prima parte di domande. Grazie, Adriano. E lascerei lo spazio ai salti. Ho letto la richiesta di Andrea De Lazzari e parlerò con i collaboratori, che sono collaboratori di nome ma non di fatto, perché lavoriamo praticamente allo stesso livello tutti e tre, e quindi sono solo sulla carta dei collaboratori, in realtà sono alla pari, e vedremo di pensare qualcosa, magari di preparare un video o qualcosa del genere o un incontro di questo tipo per vedere la progressività dell'insegnamento degli ostacoli. Questo lo potremo fare però quando avremo l'accesso al campo e potremo magari avere delle immagini o qualcosa in più da poter essere esaustivi nella nostra relazione. Io saluto tutti, vi ringrazio, spero di poter tornare più tardi e trovarvi ancora qui. Grazie ancora Adriano. Allora passiamo a Marco Chiarello, Alessandro Tomaselli e Michele Bordignò. Allora, Alessandro Tomaselli, prove multiple, e non è casuale che Alessandro sia qui con i salti, ma in questa serata in cui si è parlato anche di ostacoli, perché parlando di discipline chiave delle prove multiple, credo che salto con l'asta e ostacoli per i maschi e salto in alto e ostacoli per le donne siano gli elementi chiave delle prove multiple. Quindi per questo motivo questa scelta di inserire anche Alessandro in questa serata. Siamo appena fuori tempo perché c'è stato quel quarto d'ora iniziale che era un po' doveroso stasera di presentazione. Ora lasciamo per i prossimi 40 minuti appunto la parola a Marco, Alessandro e Michele. Prego. Bene. E come prima, cortesemente, se potete spegnere l'audio e magari quando Marco ve lo dirà anche il video. Grazie. Bene, ciao a tutti. Comincio io, mi inserisco. Intanto grazie Enzo che mi hai tolto la parola di bocca. Mi sentite? Sì, perfettamente. Ah, boh. Mi inserisco appunto per un brevissimo intervento che riguarda l'attività possibile da fare per le prove multiple. Infatti, come ha detto Enzo, in questo, nel contesto di oggi ci si trova molto proprio agio perché gli ostacoli e l'alto, l'asta e anche cosa significa? Significa che i lavori fatti per queste discipline trasferiscono gli effetti anche nelle altre specialità che si devono fare, che si vogliono fare. E poi, considerando il target che ci siamo dati, quindi cadetti e allievi, mi pare di poter dire che una strategia iniziale in questo periodo, sempre con le dovute, come è stato detto prima, aumentando l'intensità un po' alla volta, potrebbe essere data alle esercitazioni
delle specialità chiave. Quindi questo sia per gli specialisti delle prove multiple, ma secondo me anche per i cadetti. Quindi importante le esercitazioni che abbiamo visto, che vedremo adesso con Michele e Marco per quanto riguarda l'alto e l'asta, e importanti anche tutte ovviamente le altre esercitazioni che vedremo, solo che noi delle prove multiple dobbiamo fare delle scelte e quindi le scelte sono appunto cercare di dare la preferenza ad attività che hanno una maggiore capacità di transfer, quindi di trasferire appunto gli effetti anche alle altre attività. Allora, oltre a quello che abbiamo detto delle specialità chiave, io direi che per quanto riguarda esercitazioni e andature, in questo periodo, visto che si può cominciare, qualcuno comincia a entrare in campo e comunque si possono avere spazi un attimo più ampi del salotto di casa, direi che alcuni aspetti da tenere in considerazione nell'attività possono essere la fase di accelerazione della corsa, quindi fase di accelerazione che troviamo sia ovviamente nella velocità, negli ostacoli, ma in forme diverse le troviamo nelle rincorse dei salti e anche nel giavellotto. Poi in questo periodo secondo me si può lavorare, visto che non abbiamo impegni particolari vicini, si può lavorare molto sulla tecnica di corsa, ad esempio, tecnica di corsa anche adattata alle varie rincorse, alle varie tipi alle varie specialità. Anche in questo caso la corsa in curva e gli esercizi, le andature e gli esercizi con delle rotazioni in senso longitudinale per richiamare anche appunto l'equilibrio e la propriocettività. Poi poi ovviamente le esercitazioni che abbiamo visto di mobilità e di core stability e anche gli esercizi di preacrobatica e agilità al suolo che proporrà Marco dopo, perché permettono un buon controllo del corpo, appunto il discorso di core stability e il discorso di forza speciale. Per ultimo, però non proprio, sì, molto importante, è cercare di utilizzare, di lavorare sul diverso utilizzo del piede. Penso agli appoggi, cercare appoggio di tutta pianta per il blocco, per bloccare, quindi lo vediamo, non so, nell'alto, nel giavellotto, alla spinta del piede invece di pianta metatarso, che serve per gli stacchi, per le traslocazioni dei lanci, e poi l'appoggio di avampiede reattivo che serve per gli ostacoli e la velocità, e darei una particolare importanza anche alle andature che prevedono il lavoro di spinta dietro del piede, quindi spinta dietro reattiva con angoli molto aperti degli arti inferiori. Per questo avevo chiesto a Marco se registrava un paio di video su una di queste andature che secondo me hanno un ottimo transfer, che possono essere utilizzate. Scusate, ho sbagliato un secondo. Che possono essere utilizzate anche per appunto puntualizzare diverse specialità. Allora, adesso le faccio scorrere. Vabbè, non so. Intanto state vedendo il mio schermo, giusto? Sì. Perfetto, adesso dovrebbe partire il video. Quindi si tratta... 4 brevi video. Sì, si tratta dell'andatura che conosciamo tutti, della marcia scorretta, marcia stacco, è
è un'andatura importante perché ci permette appunto di lasciare le piedi dietro e di far entrare le anche, di far avanzare le anche. Adesso spero solo che l'ordine sia quello giusto, non sono sicuro sull'ordine, quindi perdonatemi. Non importa, tanto sono i vari 4 aspetti. Vediamo di aprirli tutti così ce li abbiamo pronti poi. Ok, dovrei esserci. Facciamo, dai. Ok, non so l'ordine ma adesso lo scopriremo. Sì, dai, lo vediamo noi. Questa è la semplice marcia, quindi con l'idea del passo pelvico piuttosto che l'uso dei piedi, delle gambe. E poi Sandro, se vuoi commentare tu. Non la vediamo. Non si è vista? No. Accidenti, scusate. Allora, riprovo. Stop share. Allora. Perché devo farlo ogni volta. Ok. Allora. Vedete il video? Sì, alla fine, ecco, sì, perfetto. Quindi questa qui è la marcia scorretta, diciamo, quindi si esagera la spinta del piede dietro, angoli molto aperti, gli arti inferiori, e passo pelvico, entrata di anca. Qui abbiamo marcia. Sì, è lo stesso, è lo stesso. Sempre lo stesso. Sì, adesso faccio partire il secondo. Scusate, allora. Qui Filippo sarà contento. Esatto. Questo è il secondo che adesso scopriamo qual è. Deve essere marcia stacco, credo. Sì. Esatto. Allora, sempre dalla marcia scorretta di prima si stacca, quindi esagerando l'azione delle anche verso avanti. Ok. Poi, terzo. Un po' più specifico, adattato alle varie specialità, qui per il salto in alto. Lo vedete? Sì. Quindi marcia, stacco e mezzo giro. Ok. Marta non è una saltatrice in alto. No, però adesso la vediamo nella Accettiamo. sua... Questo è sempre quello. Ok. Sì. E ultimo, quello più bello. Eh sì, quello relativo all'asta. Ma sono di parte. Aspetta. Ok. La scopa in mano. Eh sì. Quindi lo stacco, presentazione stacco del salto con l'asta. Ok. Ecco, grazie Marco. Niente, io adesso do la parola a voi, a Michele prima e poi a Marco, e poi al massimo resto a disposizione per domande alla fine, perché sennò non restiamo dentro nei tempi. Quindi grazie e ci vediamo dopo. Bene. Michele? Eccomi qua. Un saluto a tutti, intanto mi sentite bene? Sì, ottimo, sì, bene, ottimo. bene. Niente, l'argomento un po' era quello di appunto come riprendere l'attività dopo un lungo periodo di inattività o comunque di attività limitata magari dentro le 4 mura di casa. Tenendo conto che magari una specialità come il salto in alto abbiamo, oltre al problema eventualmente dell'accesso al campo, ma anche comunque nel momento in cui accediamo al campo abbiamo il problema dell'utilizzo del materasso, no? Sapete che le normative prevedono l'utilizzo del telino individuale che dovrebbe essere igienizzato e via dicendo, quindi del campo e del materasso. Quindi sostanzialmente la proposta era cosa possiamo fare fuori dal campo e senza il materasso. Su questo vediamo un po' se riusciamo a condividere qui. Ottimo. Si vede, giusto? Ottimo. Quindi sostanzialmente, come detto anche dai colleghi, l'obiettivo è quello di riprendere per gradi. Nel riprendere per gradi la proposta è quella di ripartire dai fondamenti tecnici in modo analitico.
sostanzialmente l'obiettivo è quello di recuperare l'idea del gesto tecnico, cioè capire, ritornare a riprendere in mano il gesto tecnico, capire la propria posizione nello spazio e riabituarsi anche alle correzioni del gesto. Ricordiamo che magari gli atleti hanno lavorato per 2 mesi a casa senza nessuno che li correggeva e magari sono anche in condizioni, tra virgolette, di stress legato a questa situazione. Magari ritornare in campo con un eccesso di correzioni del gesto può essere anche, come si può dire, fastidioso. Ecco, da un punto di vista del metodo, ovviamente gli esercizi analitici non possono essere una parte così, come si può dire, così lunga dell'allenamento, perché magari sono anche un po' più noiosi, e quindi cerchiamo sempre di abbinarli ad esercizi dinamici. Con che attenzione? Riprendiamo, come diceva anche Sandro, la sensibilizzazione dell'appoggio del piede, riprendiamo magari alcuni concetti riguardanti l'anticipo dell'arto di stacco rispetto alla posizione del bacino e delle spalle, gli allineamenti che abbiamo visto anche dagli ostacolisti, la spinta, il gesto di spinta del penultimo appoggio, e riprendiamo in mano un po' la gestualità delle braccia, chiaramente sincrono per chi effettuerà il gesto in modo sincrono allo stacco e alternato per chi invece affronta il salto con le braccia alternate. Che tipo di esercitazioni in questo caso? Chiaro, possiamo farle da ferme, possiamo farlo camminando, simulando l'ultimo appoggio, gli ultimi 3 appoggi di stacco, e qui possiamo un pochettino sbizzarrirci. Il passaggio successivo è ovviamente quello di riprendere in mano il gesto della corsa, un gesto che nella sua banalità risulta un gesto comunque complesso, e in questo periodo magari la corsa non abbiamo potuto svolgerla, e quindi anche riprendere la corsa è comunque una riscoperta di un gesto. Chiaramente, come si diceva prima, le intensità dovranno essere medio-basse, e deve essere una corsa, a mio parere, sufficientemente libera, nel senso di non una corsa che richiama eccessivamente il gesto tecnico inizialmente, ma soprattutto invece una corsa che va variata proprio per riprendere conoscenza e riappropriarsi del gesto, e quindi dai banali allunghi in decontrazione a esercitazioni che possono comportare variazioni di ritmo, che per il salto in alto sono fondamentali, perché l'allineamento e il controllo delle posizioni nella fase di accelerazione per un saltatore in alto che ha una rincorsa che può essere di 8 al massimo 10 appoggi, è sempre un aspetto fondamentale. Variazioni della corsa che possono riguardare anche la modalità da un punto di vista della fase aerea della corsa, quindi alternando magari una corsa più rimbalzata, che può essere similare a quella di una prima parte della rincorsa del salto in alto, con una rincorsa, con una corsa radente che può essere similare a quella che dopo noi andiamo a svolgere nella fase di curva, dove necessariamente dobbiamo essere più ancorati al terreno e quindi dobbiamo effettuare un'azione di corsa che deve essere sostanzialmente più radente. Nelle esercitazioni di corsa che noi possiamo svolgere in forma rettilinea, una cosa che io uso molto spesso è quella dell'alternare le posizioni delle braccia. Perché l'alternare le posizioni, o meglio, cosa intendiamo per alternare le posizioni delle braccia? Quelle di non utilizzarle, quindi lasciandole a penzoloni lungo il corpo, quelle di portarle all'altezza delle spalle, quindi aperte all'infuori, quelle di portarle in alto, e sono situazioni che permettono un buon controllo degli allineamenti del corpo, un buon controllo del busto, fondamentale nel salto in alto, dove dobbiamo evitare anticipi di rotazione da parte del busto, e ci permettono quindi di modulare la corsa senza l'interferenza delle braccia. Quindi le diverse esercitazioni noi possiamo effettuare alternando quindi la corsa magari normale, tra virgolette, con l'uso delle braccia che accompagna il gesto, alle braccia posizionate
in altri modi. Così come l'utilizzo del bastone, della funicella, ma che può essere anche in una forma magari più pesante, tra virgolette, una piccola sbarretta o una palla medica, che può essere portata sopra il capo oppure dietro l'altezza dei glutei, con una piccola attenzione magari nella fase di accelerazione, perché ovviamente in questo modo la corsa diventa un po' più obbligata. Però soprattutto nella fase lanciata permette molto bene di avere percezione della posizione del busto. Nella ripresa del gesto tecnico in modo più dinamico, l'attenzione chiaramente deve essere portata a recuperare le tensioni dello stacco e i tempi del gesto atletico. Il salto è pur sempre un momento di tensione, soprattutto per l'articolazione della caviglia, e quindi è importante ritornare a saltare quando riusciamo a farlo in modo anche sicuro da un punto di vista proprio dei tempi, degli anticipi, delle tensioni prima del contatto a terra. Anche qui l'intensità non deve essere esagerata e bisogna privilegiare quindi l'attenzione ad effettuare un gesto armonico e coordinato che riprenda un po' le fila di quello che magari facevamo 2 o 3 mesi fa, visto che magari abbiamo concluso con un periodo di gare. Quindi da un punto di vista pratico possiamo effettuare esercitazioni camminando, fissando anche gli appoggi dello stacco, effettuando situazioni di 3 passi zacco ricadendo sul posto, di passo saltellato, di stacchi successivi tra degli ostacoli. Ecco qui vedete che magari possiamo utilizzare anche delle situazioni di fortuna, così quindi allungandoci un attimino nello spazio, ad esempio 3 passi e stacco. Da un punto di vista dobbiamo recuperare anche, da un punto di vista pratico, anche la sensibilità nella corsa in curva. Quindi abbiamo sensibilizzato bene i piedi, abbiamo lavorato sulla corsa in rettilinea, riprendiamo un po' il concetto anche della corsa in curva. Da che punto iniziamo? Anche qui, chiaro, l'intensità magari nel momento in cui sviluppiamo effettivamente una corsa in curva che deve essere correlata al salto in alto, dovranno essere un attimino maggiori. Chiaramente dobbiamo, e qui ho usato ovviamente una forma impropria, ma giusto per capirci, riscaldare bene i piedi, nel senso dell'articolazione tibiotarsica e anche proprio del tutto distretto del piede. E quindi passiamo da esercizi di camminata che noi possiamo fare, una camminata rullata, una sorta di tacco punta, tra virgolette, che magari è un po' più ampio, un po' più sbloccato, che può essere eseguito in delle serpentine a S oppure in curva. E nella stessa forma, quindi possiamo passare ad andature analitiche, come può essere la marcia, lo skip monopodalico eseguito su di un arto, quindi lo skip basso, il passo saltellato, fino anche a arrivare ad eseguire degli stacchi in curva all'interno della curva, quindi correndo in curva ed effettuando uno stacco di alto, cercando di ricadere restando nella traiettoria di curva. Così come esercitazioni di corsa sempre con una traiettoria serpentina e esercitazioni libere in curva. Riprendendo quindi tutti questi elementi assieme, andiamo a sviluppare quello che poi può essere il gesto tecnico. Allora, non abbiamo il materasso, diventa complesso anche utilizzare un'asticella. L'obiettivo è ovviamente saltare in sicurezza, tra l'altro non avendo un obiettivo a breve sicuro per quanto riguardano gare, appuntamenti, non ha senso andare a fare gesti particolari alla ricerca di chissà che prestazione o standard di allenamento, un po' il gesto nel suo complesso. Quindi l'obiettivo è saltare in sicurezza, collegare l'aspetto della corsa allo stacco, raccordare quello che può essere la fase rettilinea della corsa alla fase curvilinea, quindi ad esempio riprendendo la situazione precedente, effettuare delle forme di corsa magari con una prima parte in rettilineo e una seconda in curva,
riprendere il gesto nella forma globale. Anche qui l'intensità nel momento in cui andiamo a saltare non potrà essere bassa, perché con intensità bassa non si salta, però chiaramente non dobbiamo cercare chissà che prestazioni, e per questo chiaramente limitiamo le rincorse in termini di estensione nel momento in cui andiamo a saltare. Quindi possiamo restare tra i 4-6 passi per un saltatore in alto, o al limite portarsi magari a 4 passi con un po' di preavvio. Ripuntualizzare ad esempio quelli che sono la partenza e il preavvio della rincorsa, che spesso vedo io tendiamo un po' a lasciare all'improvvisazione degli atleti, e quindi qui riprendere magari con dei salti a forbice ricadendo sulla pista, quindi senza avere il materasso dall'altra parte. Possiamo utilizzare una doppia forbice, quindi sostanzialmente una ricaduta sull'arto di stacco, possiamo allungarci fino a 6 passi, possiamo fare dei 4 passi appunto sempre con breve preavvio e con dei salti a forbice, oppure eseguire la rincorsa a vuoto accennando lo stacco, quindi magari avendo un elemento che ci indica qual è il punto di stacco, o avendo un qualche oggetto, un qualche cosa che possa essere, come può dire, da obiettivo per andarlo a raggiungere in altezza o andarlo a toccare. In questo caso, visto che le problematiche che abbiamo, non dobbiamo arrivarlo a toccare. Ecco. Il tutto l'ho provato velocemente a riassumerlo in un breve video di 1 minuto, che vuole essere un modo anche un po' così, diciamo, divertente di vedere il tutto assieme. E una proposta che è appunto quella di lavorare fuori dal campo in situazioni tra virgolette di fortuna, anche se dopo magari l'avete visto un po' tutti quel video dei saltatori in alto in Kenya, dove che in situazione di fortuna questi saltano 2 metri sul prato, e mi sembra che sia comunque una prestazione degna di nota. Vediamo un po' se parte. Allora, pronti via. Ricordati, Michele, di ottimizzare e di spuntare io prima mi sono dimenticato, e quindi i video si vedevano a scatti. Si vede qui? No, devi togliere lo share screen e farlo ripartire sul video. Ok, allora un attimo solo. Hop. Allora, io in alto, vai dove c'è qua. Ok, allora, eccolo qua, 1 e 2, share. Adesso si è chiuso però. Forse si sta aprendo. Si vede? No. No. Non si vede. Riprovo un attimo, dopo comunque non è niente di eccezionale, quindi allora vediamo qui, riproviamo. Share. Allora. Ok. Va? No. Dai, nessun problema, dai, intanto casomai Sandro riprendi un po' chi va, Marco, riprendi un po' le fila tu, e al limite vediamo dopo come funziona. Ok, allora vado io, Sandro, vai tu tranquillo. Bene, allora grazie intanto Sandro e Michele, e buonasera a tutti, bentrovati tutti, piacere vedere facce che un tempo si vedevano in campo, e speriamo di rivederci presto in campo. Ma intanto il mio obiettivo sarà quello di farvi diventare tutti acrobati, no, far diventare tutti i vostri atleti acrobati, ginnasti, non proprio, anche se insegnare qualcosa di acrobatica, di ginnastica di base, e ho scelto un po', prima De Lazzari parlava di
progressioni didattiche dove la difficoltà crescesse gradualmente. Ecco, ho pensato a delle piccolissime, delle mini progressioni didattiche, partendo dagli esercizi più semplici verso quelli più complessi, così come progressioni didattiche che partono dal generale, alcune sono proprio a carattere generale che quindi possono andare bene a tutta l'atletica in generale, altre invece progressioni, le progressioni finali invece sono quelle un pochino più specifiche per il salto con l'asta, cioè che io ho pensato per il salto con l'asta, però dopo può stare a voi, in base alle specialità, alle discipline che allenate, quelle che preferite, quelle che conoscete meglio, passare dalle progressioni generali a qualcosa di un pochino più speciale o specifico, inserendo degli elementi tecnici tipici della disciplina che volete insegnare o quantomeno del gesto tecnico o dell'abilità che volete insegnare. Ecco. Io ovviamente ho fatto l'esempio del salto con l'asta perché è la disciplina che seguo maggiormente. Allora, mi taccio e faccio partire questi semplici video. No, prima del video vi mostro le progressioni. Allora, vedete adesso il PDF, giusto? Mi confermate? Sì, sì. Perfetto. Allora, i primi 2 esercizi saranno di rotolamenti sull'asse verticale o longitudinale. Poi ci saranno alcuni esercizi molto classici, molto semplici, ma vedrete che avranno alcuni accorgimenti tecnici, alcune richieste tecniche, insomma, che hanno determinati obiettivi. Rotolamenti quindi sull'asse orizzontale o trasverso e misti, cioè su più assi. Poi ci saranno alcuni esercizi con l'uso degli arti per favorire le oscillazioni, cioè in base al movimento degli arti superiori o inferiori favorisco o sfavorisco, a seconda di come le uso, le oscillazioni o i rotolamenti, che vuol dire, tradotto, devo avere la percezione che muovere un braccio in un modo piuttosto che in un altro mi fa raggiungere un gesto, mi fa essere in armonia all'interno di quel gesto, mi favorisce, mi facilita l'esecuzione di un gesto oppure può contrastarla. Poi tutto il capitolo sulla verticale, sull'imparare la verticale o le verticali. Poi ci sono le 2 cose invece un pochino più specifiche per il salto con l'asta, quindi la presentazione dell'asta, e lo vedremo eseguito da un atleta con una scopa, quindi anche, sono tutti esercizi questi che si possono eseguire in campo col distanziamento sociale necessario in questo periodo, ma anche in isolamento, quindi per chi è in quarantena, per chi è chiuso in casa, eccetera, per tutti questi esercizi, per il 99% di questi esercizi, serve pochissimo spazio. Quindi tutto il discorso della presentazione nel salto con l'asta, che è la fase finale della rincorsa, quella che ci prepara, ci presenta all'ostacolo, ci mette nella posizione ideale per poter staccare con l'asta, che è l'elemento chiave del salto con l'asta, cioè dove ci giochiamo la sicurezza dell'atleta nel momento in cui deve saltare. E è anche quello più complesso e quindi quello che è da lavorare di più. Ecco perché ho scelto questa fase del salto con l'asta da allenare anche in quarantena. E poi il discorso dell'infilata, cioè l'ultima parte del salto, quella più aerea, più acrobatica, quindi quella che fa anche, tra virgolette, un po' più paura. Allenarla, insegnare agli atleti a vedersela, a pensarsela anche mentre sono in quarantena o comunque non possono allenarsi in presenza in campo, pensarci vuol dire comunque tenergli la testa viva su questi aspetti e quindi continuare ad apprendere. E poi un esercizio finale così che parte dalla ruota, insomma, e vedremo l'obiettivo che ha. Bene, detto questo, passo ai video. Bene, andiamo. Primi 2 esercizi, semplicissimo rotolamento, avanti e indietro, quindi sull'asse, no, non è sull'asse verticale questo, no. Ah no, perché sono, scusate, ho sbagliato, eccoci qua, eccolo,
questo, rotolamento sull'asse verticale, primo esercizio, in una direzione e nell'altra. Qua non do grosse richieste, semplicemente rotolo a destra e a sinistra. Secondo esercizio invece sembra identico, invece chiedo che mani e piedi, scusate, eccolo qua, mani e piedi non tocchino mai terra. Quindi cosa cambia? Cambia l'obiettivo. Il primo era un semplice rotolamento, questo invece ha già una richiesta di forza e di controllo degli arti, di forza di tutti i distretti addominali, lombari, eccetera, ma non solo, insomma diciamo catena superiore, anteriore e posteriore. Ma posso chiedere che le gambe siano effettivamente tese. Qua Andrea ogni tanto le piega, le divarica, posso mettere uno straccio tra i piedi, tra le caviglie, e così se apre le gambe lo straccio cade, eccetera. Quindi posso aggiungere, e questi sono solo esempi ma si può proseguire, posso aggiungere richieste tecniche, di forza, di abilità varie, anche su esercizi molto semplici. Bene, questi erano dei semplici rotolamenti, poi passiamo ai rotolamenti sull'asse verticale. Passiamo ai rotolamenti sull'asse orizzontale o trasverso. Partiamo dal semplice dondolino avanti e indietro, dove qua non ho nessuna richiesta tecnica specifica, al distendere le gambe dietro, le distendo e più tardi possibile le raccolgo. Perché più tardi possibile? Perché è quello che mi prepara alla capovolta avanti, cioè a potermi alzare in piedi anche senza usare le mani a terra. Se io imparo a capire quando raccogliere le gambe, se le raccogliesse subito non prenderebbe velocità. Se qua le raccogliesse non prenderebbe velocità. Invece raccogliendole tardi all'ultimo prende velocità, e passiamo al terzo esercizio che ci prepara alla capovolta. Anche le braccia concorrono a questa velocità, partono distese e si raccolgono. Se faccio questo, le raccolgo tardi e porto avanti le braccia, riesco ad alzarmi, ad arrivare in appoggio sui piedi, e qua ho quindi sicuramente ho già la prova del 9, adesso a scuola non si fa più, ma insomma, dati gli interlocutori qua, la prova del 9 sappiamo cos'è. Ho la prova del 9 immediata, ho il feedback immediato che mi dice hai sfruttato bene le oscillazioni degli arti oppure no, perché se arrivo in piedi vuol dire che l'ho fatto bene. E poi proseguo e chiedo un ulteriore impegno che può essere di forza, di potenza, di esplosività, insomma, salto. Poi aggiungo un altro asse, passiamo al prossimo esercizio, combiniamo le cose, mezzo giro da una parte e poi mezzo giro dall'altra parte. Lui l'ha fatto sempre alla stessa, ma si sa che gli astisti non sempre sono intelligentissimi, no, scherzo, Andrea lo è, però questa volta ha sbagliato. E un giro intero, a braccia in alto, perché nel salto con l'asta allo stacco bisogna avere le braccia in alto, ma possiamo inventarci anche gesti strani con le braccia. E adesso passiamo alla prossima gruppo di esercizi. Di nuovo l'uso degli arti superiori per far sentire le oscillazioni, cioè sposto le braccia anche di poco, mi fa cambiare gli equilibri, e in atletica è molto importante. Se in un lancio, e qua i multiplisti ci insegnano e la prossima volta ci insegneranno ancora meglio i lanciatori, se in un lancio anticipo un movimento di braccia, il lancio, il disco non esce dalla gabbia. E nel salto con l'asta è lo stesso, piccoli spostamenti delle braccia o delle gambe possono fare la differenza. Qua faccio i dondolini, prima li abbiamo visti con Adriano e gli ostacolisti. È un esercizio che ha una richiesta forte di forza del corsetto addominale. Fatto con una gamba piegata, la richiesta di forza è un po' inferiore, quindi se il livello non è sufficiente per i ragazzini, invece che farlo a 2 gambe tese, lo faccio con una gamba piegata. Passiamo al prossimo, gambe tese. Passiamo al prossimo, mani incrociate,
dita incrociate, braccia tese, salto e posizione di stacco. Qua andiamo un po' più sullo specifico del salto con l'asta, cioè ho aggiunto una richiesta tecnica. Devo staccare con le braccia distese in alto, che è più difficile, con le mani legate, perché il salto con l'asta abbiamo un'asta in mano che ci tiene le mani legate. Quindi piccolissima richiesta tecnica su un esercizio che era partito molto semplice e molto banale. Prossimo esercizio, parto da in piedi e arrivo alla candela. Quindi qua è l'inizio della rovesciata nel salto con l'asta, però una posizione di candela, adesso stoppo qua, questa posizione con le braccia tese qua, non per tutti i ragazzini è scontata. Come è scontata se rimaniamo spezzati a livello di bacino, cioè, vediamo se sono capace di fermare il video nel momento giusto, cioè se io resto un po' squadrato, adesso immaginatelo già un po' più rovesciato, quindi con i piedi un po' più in qua, se resto squadrato sono capaci tutti, ma se mi metto come fa Andrea perfettamente allineato, non è da tutti. E già per chi ha difficoltà, mantenere questa posizione per 10 secondi è una richiesta di forza notevole. Qualcuno è costretto a portare le braccia dall'altro lato, dietro alla schiena, per rimanere in piedi, se no su non ci sta. Quindi è una richiesta di mobilità, di forza, di sensibilità alla posizione e all'allineamento, anche questa è interessante. Quindi parto dalla posizione di stacco, mi rovescio e infilo le gambe come nel salto con l'asta. Prossimo, lo vediamo dopo. Iniziano le verticali. Qualche esercizio per la verticale. Intanto scambio semplicemente le gambe. Qua vedete Andrea già si sbilancia in avanti con le spalle rispetto alle mani, che è la cosa corretta per imparare la verticale, ma è la cosa che viene più difficile da fare per i ragazzini. In questo modo già sviluppiamo un po' di forza, facciamo sentire il nostro peso sulle braccia, eccetera. Prossimo esercizio. Cerco di andare più su, mantengo sempre la stessa gamba e vado più in alto possibile. Quindi con un arto, con una gamba, vado più su possibile. Prossimo esercizio. Quegli spostamenti di spalle che vi dicevo prima. Qua è una richiesta di forza notevolissima, ma anche una sensibilità di equilibrio sulle braccia invece che sulle gambe, dove di solito siamo abituati a stare in equilibrio in piedi, siamo bravi tutti. A stare in equilibrio sulle braccia siamo bravi pochi. Quindi qua è forza, sensibilità, equilibrio, allineamenti, eccetera. Da un rialzo faccio scorrere avanti le spalle, porto in alto una gamba, cioè è cambiare le situazioni, cioè devo rendere il mio cervello bravo a sentire come sono messo, a capire quello che faccio da situazioni diversificate. Verticale con la schiena al muro, cerco di staccare contemporaneamente tutto il corpo, spalle, anzi parto dai piedi e stacco per ultime le spalle. Questa è la cosa difficile, infatti Andrea dopo 2 o 3 tentativi ce la fa, ma ho voluto mantenere il primo tentativo sbagliato, cioè dove cade, per far vedere che non è scontato stare su. Quindi qua ho le mani staccate dal muro, le spalle sono appoggiate al muro, da là devo riuscire a staccarmi senza usare i piedi. Verticale, pancia al muro, questa è utile per sentire l'allineamento. Anche qua ho mantenuto un piccolo errore di Andrea, se non ricordo male. Qua per staccarsi dal muro cade. Allora, capovolta avanti, avete visto che ha mimato il fatto che fosse inarcato, cioè non ha tenuto l'allineamento. Qua invece deve, adesso cercherà di allinearsi il più possibile. Facciamo rivedere l'errore. Qua inizia, parte bene. Poi cerca di farlo più vicino, che è più difficile, si allunga ma si inarca e quindi cade. Ciao. E l'ultima invece quindi ci riprova, in realtà lo fa molto meglio perché è più allineato. Quindi vedete, accidenti, lui sfiora la parete, no, qua ancora il piede attaccato, ma vediamo se...
niente, il video, comunque bisogna arrivare a sfiorare la parete senza cadere oltre. E qua la verticale vera e propria con perno, con mezzo giro. Così insegniamo anche ai ragazzi a poter scendere dalla verticale, se cadono oltre, se vanno oltre, a poter scendere dalla verticale senza necessariamente dover farla a capovolta. Perché se sono sul duro, se sono sul bagnato, se non vogliono mettere per terra la schiena, lasciano per terra solo le mani. Passiamo alle ecco, adesso esercizi più specifici per il salto con l'asta. Abbiamo visto delle cose che erano generali, anche se poi molto adatte anche a chi salta con l'asta, ma anche a chi fa tante altre specialità. Adesso vediamo qualcosa di più specifico per il salto con l'asta. Gli esercizi di presentazione, sinistro, destro, sinistro. Gli ultimi 3 passi di presentazione, gli ultimi 3 appoggi sono quelli della presentazione. Facciamo così, se qualcuno vuole attivare l'audio, visto che abbiamo un minuto, ci concediamo un minuto, chi ha voglia di individuare un errore in questa esecuzione? Ce ne sono, 3. Però chi ha voglia di attivare l'audio e provare ad abbozzare un errore? O cosa correggereste voi, insomma, cosa cambiereste voi? C'è qualcuno che se la sente di... Sento qualche microfono che si accende, prendete coraggio, senza paura di sbagliare. Eccolo qua. Nessuno. Prova a buttarmi, Marco. Vai, buttati. Il braccio sinistro che avanza troppo nel finale quando l'asta è orizzontale. Benissimo, questo è uno degli errori. Adesso ve lo faccio vedere, un fermo immagine. Eccolo qua, lui inizia la presentazione distendendo il braccio sinistro prima del braccio destro. Invece la mano destra deve arrivare davanti al fronte e col sinistro ancora piegato. Questo è un errorino, sì. Bene, ce ne sono altri, Andrea D'Amico dice impugnatura, Marco. Cosa? Andrea D'Amico dice impugnatura in chat. Ah, ok, non ho visto la chat. Cos'ha l'impugnatura? È scritto impugnatura, punto di domanda. Buonasera, posso provare? Io sono Andrea Serena Spanivello, però. Prego. Può essere l'impugnatura della mano destra? Cos'ha? Non dovrebbe essere al contrario, no, forse no. Non faccio asta, per cui... Ok, beh, hai fatto bene a provare, però no, è corretta, così è corretta. Questa mano piuttosto non sta tenendo solida l'asta, però insomma dai, stiamo guardando un po' il mignolo in un gesto invece globale. Comunque... Posso provare a dire una cosa? Prego? Filippo, forse sta troppo dietro con le spalle rispetto alla... Ok, le spalle un po' indietro, un po' troppo indietro, ma può anche dipendere dal fatto che questo braccio sinistro sia disteso un po' troppo presto. Allora, vi dico io l'altra conseguenza sempre di questo braccio sinistro che si distende troppo presto. Guardate, l'asta è orizzontale, ma voi avete presente che la buca del salto con l'asta è qua per terra? E se l'asta non guarda verso la buca, l'asta non si pianta in buca. Lui così la pianta neanche sul materasso, cioè va sopra il materasso l'asta. È chiaro? Invece dovrebbe scendere in giù. Ecco perché questo braccio sinistro dovrebbe essere ancora piegato. D'accordo? Poi qua la scopa non ha l'asta, quindi ci sono tante scusanti. Però se vogliamo guardare il pelo sull'uovo, insomma. E siccome questo esercizio io l'ho chiesto durante la quarantena, durante la chiusura di tutto, io ho chiesto ai miei atleti che lo facessero a casa. Era uno dei tanti esercizi che ho chiesto che facessero e che mi mandassero il video per correggerlo. Ok? E queste cose si possono correggere, perché allora se approfittiamo della quarantena per imparare queste cose, poi quando vengono in campo non dobbiamo più ripeterle. Così, solo un piccolo spunto per... Qua vediamo se si è corretto, è lo stesso esercizio. Dai, un po' meglio. Vedete, adesso l'asta guarda un po' in giù, un po'. Potrebbe farlo di più, ma è sicuramente meglio.
Va bene, procediamo perché non voglio dilungarmi. Progrediamo negli esercizi, quindi la stessa cosa di prima, però in skip. Se voi guardate, Andrea è molto bravo in questo, camminando o correndo, le braccia rispetto agli appoggi dei piedi sono nelle stesse posizioni, più o meno nelle stesse posizioni, e questo deve essere. Ecco, questo l'ho fatto al rallentatore per vedere se fa i passaggi giusti. È lo stesso esercizio di prima, sinistro, destro, sinistro. E qua c'è lo stacco. E questo è l'esercizio del salto con l'asta specifico. Andiamo alle rovesciate, quindi la candela che vi dicevo prima, quindi per lavorare sulla seconda parte del salto. Mantenere la candela, primo esercizio. Da posizione di stacco, rovesciata infilata a una gamba. Prossimo esercizio, da posizione di stacco gli faccio anche cambiare gamba, ma infilata a 2 gambe. Prossimo esercizio, da posizione di stacco infilata e mezzo giro. Oh, vedete che si gira come nel salto con l'asta. È solo qualche esempio. Da posizione di stacco mani a terra, infilata completa, quindi colpo di keep, infilata completa. Questo è un esercizio piuttosto difficile, quindi se lo fate fare anche a atleti forti, va benissimo. Da fermo è ancora più difficile beccare la direzione giusta. Questo è un esercizio molto complesso. Quindi questa è una piccola progressione che va bene dai bambini agli atleti. Andrea è uno che ha vinto titoli italiani juniores, però ha qualche difficoltà ancora a farlo. Ok, e l'ultimo esercizio, rotazioni sull'ultimo asse che ci mancava. Siccome ci mancava l'asse sagittale, ho messo un esercizio, parte dalla ruota, ok? Quindi rotazione sull'asse sagittale. Se chiedo che la ruota scenda sempre di più, io lo chiamo monetina, come una moneta che gira, gira, gira e va sempre più bassa, c'è anche una richiesta di forza importante a livello di controllo del corsetto addominale o il core control di cui si parlava prima negli ostacoli. Qua Andrea in pochissimo tempo se la sbriga e lo fa durare pochissimo, ma si può far durare molto di più, lo si può chiedere in entrambe le direzioni, si può chiedere di coprire un'area molto più vasta, eccetera. Bene, io ho finito con i miei video. Questa, ecco, era una piccola progressione per darvi solo qualche spunto, un'idea di come costruire una progressione che parta dal generale e arrivi allo specifico, che possa riguardare, in questo caso il salto con l'asta più nello specifico, ma può riguardare tante altre discipline. Prima abbiamo visto nei video, che purtroppo ho saputo essere andati a scatti, ma abbiamo visto Marta che da un esercizio di marcia, che sì, può andare bene per la marcia, ma può andare bene per qualsiasi specialità, arrivare a dedicarsi al salto in lungo, al salto in alto o al salto con l'asta, partendo dallo stesso esercizio generale. Esatto. Quindi, passo la parola a Alessandro, vi ringrazio. No, se Michele è riuscito a sistemare il video. Sì, se dici proviamo a vedere se riparte. Allora, qui è selezionato tutto e quindi dovrebbe andare. Si vede la schermata? Sì. E ora? Sì. Dagli, no, metterti sopra. Partire. Eccolo, eccolo. Eccolo. Si vede, si vede. Farlo partire. Sì, stavolta non è partito, ok.
Bravissimo. Ecco. No, solo per dare un'idea sostanzialmente di come dopo in realtà anche senza il materasso uno, chiaro, voglio dire, con tutti i limiti del caso, possa comunque effettuare delle esercitazioni compatibili, tra virgolette, con il salto in alto. Devi fare stop share. Eccolo qua. Allora, complimenti intanto a Michele per quest'ultimo video, oltre che a Marco e Alessandro, perché ha dato un altro esempio di didattica efficiente e coinvolgente, nel senso che in un minuto è riuscito a condensare la tecnica del salto in alto dal riscaldamento fino al salto completo, e credo che sia un esempio di ottimizzazione dei tempi. E abbiamo detto quanto importante sia la didattica. Volevo ricordare qualcosa, perché qualcuno chiede alcuni dei video. Da domani è disponibile tutta la registrazione delle 2 ore quasi di attività sul canale Atletica Veneta di YouTube. Quindi se volete poi registrarvi, altrimenti basta andare su YouTube e digitare Atletica Veneta e troverete questo video. Magari non guardatelo domani, perché domani dobbiamo trovarci ancora alle 6:30 per l'incontro con forza e con fantasia. Perché il titolo oggi era senza ostacoli e senza rete, domani è con forza e con fantasia. Intanto direi, se ci sono domande, abbiamo sforato un po' i tempi, abbiamo sforato di circa 25 minuti, e quindi non ci offendiamo se qualcuno dei partecipanti in questo momento ci saluta, magari se ci dà un saluto anche in chat credo ci faccia piacere. Però se qualcuno vuole fare domande, se siete d'accordo, Alessandro, Marco e Michele, può aprire direttamente il microfono e fare direttamente la domanda ad uno di voi tre, oppure se volete potete dialogare tra voi tre. Intanto io guardo un attimo la chat, perché vabbè, no, ma non mi fanno domande, ce ne sono ancora richieste per i crediti, quindi chiedo appunto di attivare il video per chi voglia dialogare, ci farebbe molto piacere. Penso solo, Enzo, che un'osservazione che si faceva anche con altri tecnici è che comunque non sappiamo quando saranno gli appuntamenti agonistici. Quindi voglio dire, tutti questi lavori che possono spaziare anche tra le diverse specialità sono fondamentali anche per non mettere ulteriore ansia agli atleti che magari ritornano col gesto tecnico, sono lì che si aspettano la gara, si sentono prestativi, e dopo magari con questa situazione potrebbe essere che l'evento agonistico non arriva e chiaramente l'atleta si trova un po' in difficoltà. Quindi voglio dire, sicuramente riprendere, tra virgolette, giocando su diverse situazioni e anche non così immediate al gesto tecnico, penso che sia importante. Ecco, io consiglio ancora di vedere, se qualcuno non avesse sentito, quando l'ho detto all'inizio, il video della dottoressa Ferrario. C'è in Atletica Viva online, parla un po' della situazione dal punto di vista fisico, psicologico e di gestione delle problematiche di sicurezza relative a questo momento. Sono 12 minuti, è in Atletica Viva online oppure su Runcard, sulla sezione Runcard del sito della FIDAL nazionale, è stato pubblicato il 7 maggio. Ve lo consiglio, così come vi consiglio di andare a vedere quello che scrive la Federazione Medico-Sportiva. Lo scrivono in maniera molto estensiva, ma possiamo trovare molti elementi che ci possono essere utili. Prego. Finché non arrivano domande, così, testimonianza personale, è da 2 giorni che vado in campo, ho ripreso ad andare in campo con pochi atleti, e li ho trovati ovviamente da un punto di vista condizionale un po' indietro, ovviamente abbastanza indietro, cioè abbiamo fatto qualche esercitazione, qualche corsa così, e ieri e oggi mi hanno detto ho male dappertutto, quindi da un punto di vista condizionale ma li ho trovati abilissimi, cioè hanno in questi 2 mesi imparato tante di quelle cose che avevo chiesto loro di imparare, abilità, esercizi che prima avevamo modo di fare sì e no, o in tempi molto più diluiti, ma li ho trovati abilissimi. Poi la condizione fisica
nel giro di 1, 2, 3 mesi, insomma, si recupera. Cioè adesso, prima delle prossime gare, abbiamo almeno 3 mesi, e in 3 mesi si fa una buona preparazione. Quindi non preoccupiamoci e non abbiamo per fretta degli aspetti fisici condizionali che vanno mantenuti, in un periodo di pausa vanno mantenuti, ma prima di entrare in forma, cioè abbiamo il tempo per entrare in forma prima delle gare, ma approfittiamone e quindi non lasciamoci scoraggiare da questo tempo di pausa, se dovesse durare ancora un pochino per alcuni atleti, ma per invitarli, per trovare 1000 modi, per fargli imparare cose che altrimenti potrebbero sembrare difficili, cioè a coordinare alcuni movimenti, alcuni gesti, devono diventare abilissimi in questo, e vi assicuro che 2 mesi, lanciando alcune sfide di alcuni movimenti, alcuni gesti, le hanno imparate in modo, si sfidavano a vicenda, io ce la faccio, io non ancora, io ce l'ho fatta ma l'ho fatto più difficile ancora, si lanciavano le sfide e sono tornati molto molto abili da questo punto di vista. Allora, se non ci sono domande, perché vedo che qualcuno ringrazia, ricordo a tutti che poi ci rivedremo tutti insieme, per chi vuole naturalmente, il 23, è un sabato pomeriggio dalle 14:30. Capisco che sarebbe stato molto più divertente essere in campo, probabilmente era la giornata del Brixia Meeting, il 23 di maggio, se non mi sbaglio, o forse la settimana successiva. Non ricordo bene, però ci potremmo trovare tutti quanti insieme e se si vorranno fare domande, proporre dei temi, o se si vogliono fare delle brevi proprie presentazioni, questo potrà essere fatto. Quindi mi sento di dire che se qualcuno volesse già prenotarsi scrivendo al sito del Comitato regionale per fare delle brevi presentazioni, magari mandandole un attimo prima, ci farebbe particolare piacere. Là possiamo allungarlo anche il pomeriggio, perché abbiamo messo 14:30, 16, però se qualcuno vuole fermarsi un po' di più potremo farlo. Vi chiedo solo di, se volete fare una breve presentazione, di presentarcela un attimo prima. Io lo ricorderò anche domani e giovedì. Quindi se non ci sono domande, ringraziando ancora Adriano, Lorenzo, Fabio, Michele, Alessandro e Marco e il Presidente, io saluterei tutti quanti. Grazie a tutti. Adesso. Alessandro, hai qualcosa? No, grazie a tutti. Ciao a tutti ancora. Io sono rientrato da scuola per salutarvi. Ciao a tutti. Ciao Adriano. Per fare una domanda intanto. Buona serata a tutti. Ciao.